Per molto tempo le architetture di Andrea Palladio sono state viste e interpretate come architetture bianche, ma in realtà una parte minoritaria dal punto di vista numerico, ma straordinariamente significativa delle sue opere, è realizzata a colori, in particolare con un gioco cromatico tra bianco e rosso. A partire da Villa Foscari alla Malcontenta e poi nelle esperienze veneziane con il Convento della Carità e ancora con la chiesa di San Giorgio e infine a Vicenza col Palazzo del Capitaniato, gli edifici vengono risolti con parti in laterizie sagomate, rettificate, e parte sempre in laterizio, col loro corpo in laterizio, ma rivestite di intonaco marmorino in modo da ottenere una bicromia molto forte e molto spinta. In realtà Andrea Palladio non inventa nulla di nuovo. Edifici trattati con il rosso in realtà appaiono già in area padana nei primi secoli dopo il 1000 e sono fondati su un uso raffinato del laterizio. Il laterizio veniva rettificato o mediante segagione oppure strofinandone le varie facce su dei dischi rotanti con acqua e sabbia silice in modo tale da eliminare l'imperfezione e ottenere dei parallelepipedi o comunque delle forme perfette che poi consentivano di ottenere una murazione con giunti di malta meno che millimetrici. Sui paramenti murari costruiti poi si interveniva nuovamente sfregandoli in maniera da eliminare ogni pur piccola imperfezione che fosse intervenuta nella murazione e si applicava con varie tecniche o con un legante oleo resinoso o con un legante organico, il caseato di calce, una sorta di pellicola addizionate naturalmente con della ocra rossa che serviva fondamentalmente a dare un aspetto omogeneo e a cancellare le varietà cromatiche dei singoli laterizi. Nell'usare questa tecnica bicroma, Andrea Palladio in realtà non inventa nulla, ma riprende tecniche già presenti, talvolta da molto tempo, talvolta da un tempo plurisecolare, nella tradizione padana e veneta. Già a partire dai primi secoli dopo il 1000, molte fabbriche vengono realizzate, soprattutto pubbliche o religiose naturalmente, vengono realizzate con mattoni non semplicemente murati, ma rettificati prima della murazione. Una tecnica, quella della rettifica e poi della ricopertura con sottilissime pellicole cromatiche rosse dei laterizi, viva per tutti i secoli del Medioevo e ripresa anche in qualche importante, imponente opera di architettura della Rinascenza, basta pensare a qualche esempio milanese, lombardo o mantovano. Caduta in disuso già alla fine del XV secolo, questa tecnica viene recuperata, quasi resuscitata da Andrea Palladio, che la ripropone in questo piccolo nucleo di edifici con una sensibilità completamente diversa dalla precedente, imprimendo un senso più severo e antiquario. Di più, va anche considerato che Andrea Palladio, quando impiega questa tecnica, inverte la gerarchia dei materiali dell'architettura. La pietra veniva utilizzata per formare le modanature, le parti più importanti e significative della fabbrica, mentre il laterizio veniva impiegato per realizzare le ossature portanti. Andrea Palladio realizza invece le modanature, le parti architettoniche in cotto, ammirevolmente lavorato, perfettamente levigato, ricoperto e reso omogeneo da questa pellicina rossa, e ricopre le masse murarie di laterizio con un intonaco, il marmorino, che vuole evocare e talvolta imitare il materiale lapideo.